Amiche e amici della pallina vulcanizzata, amigos da Bologna vulcanizzata, in diretta dalla pista del Palalido di Valdagno. Buon sabato sera da Domenico Tomba. Al mio fianco torna dopo l'infortunio hockeyistico Leonardo Zordan. Ciao Leo. Ciao. 25esima giornata del 103esimo campionato di Serie 1 di hockey pista, stagione 25-26, penultima della stagione regolare, ultima in casa per Valdagno. La partita da vivere assieme Y Sport Hockey Club Valdagno contro Hockey Sarzana. Prima dei fatti sportivi siamo costretti, ahimè, a citare due eventi luttuosi che hanno colpito la nostra famiglia hockeyistica, in particolare quella breganzese. La prematura scomparsa di Daniela, la moglie del coach e collega commentatore Fausto Pozzan, e il tragico incidente con la bici che ci ha privato di un hockeyista estro e fantasia come Marco Conte, tra l'altro protagonista del primo scudetto bassanese ed ex anche qui di Valdagno, Breganze, Monza e altre formazioni titolate di A1. Da parte mia personale e nostra come società un abbraccio solidale all'amico Fausto e a tutta la famiglia di Marco, assieme alla nostra vicinanza in un momento davvero così difficile. Dobbiamo tornare ai fatti sportivi. Tutta la grinta e la determinazione della squadra ligure del presidente Maurizio Corona con il bomber Luca Stabarelli, classe 2002, a quota 22 reti contro la giovane formazione di casa di mister Mascarenhas, che ha in Lucas Onorio, classe 2004, il miglior marcatore con 40 reti. Valdagno al quarto posto con 51 punti, Sarzana al nono con 28, ma non fatevi ingannare dalle posizioni in classifica, lo spettacolo stasera qui al Palalido è garantito. Hockey Sarzana che arriva dalla sconfitta di misura in casa per 4-5 nel tiratissimo match contro il Grosseto, e Y Sport Hockey Club Valdagno che ha vinto in trasferta 7-5 sul sempre difficile campo dell'Hockey Breganze. I supporter vardagnesi curva nord con le brigate e tutto il pubblico a spingere i biancoazzurri. In curva sud pochi supporter liguri. Un saluto agli incessanti rossoneri. Qui è tutto pronto, le riprese sono curate da Roberto Bauce, la regia è gestita da Marco Zen. I direttori di gara sono Lombardi con Simone Brambilla di Vimercate, il Brianzolo internazionale, e l'altro internazionale Giorgio Fontana di Milano, l'ausiliario è Agostino Cuciniello. Parola alla pista dunque, comincia Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Sarzana. Vediamo le formazioni in campo, cominciando naturalmente dagli ospiti, dove manca Davide Borsi per la squalifica nella partita precedente. Al suo posto con il numero 46 Giampiero Andreani, poi c'è il portiere capitano Simone Corona con il numero 10, il 5 Santiago il Cino Manrique, il 7 Luca Stabarelli, il 17 un altro degli ex di stasera Xavi Rubio, il 27 Yamuné, il 77 Alessio Lavagetti, l'88 Francesco De Rinaldis, il vice capitano. L'altro portiere è Alessandro Grossi con il 24 Lorenzo Angeletti, l'allenatore Sergio Festa, anche lui un ex di turno scuola materana. Valdagno che risponde con il numero 7 il capitano Leonardo Di Qui Giovanni, il 21 è Rodrigo Vieira, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nicolò Crocco, l'8 è Diogo Seixas, il 9 è Giulio Piccoli, con il 10 Mattia Cocco, con il 17 Francesco Crocco, con il 75 Lucas Onorio, l'altro portiere con il numero 22 Filippo Vallortigara. Sarzana che non è ancora arrivata sul terreno di gioco del Palalido, sta facendo il suo ingresso in questo momento e viene presentata ora. Leo, ci sono molti motivi, molte chiavi di lettura di questa partita per Valdagno e anche per Sarzana per certi aspetti. C'è questa sfida a distanza con il Viareggio, tu come la vedi? È una partita dove sicuramente non bisogna riguardare il punteggio dell'andata, è una partita a 50 minuti dove dovranno essere giocati. Il Sarzana viene sì da una sconfitta, ma comunque è un po' una mina vagante di questo campionato. Valdagno che deve mettere un po' di pressione a Viareggio, che domani giocherà a Castiglione, per provare a puntare il terzo posto in classifica e, se vogliamo, anche un turno più agevole ai playoff. Ci dicevamo è l'ultima in casa per Valdagno,
la prossima sarà l'ultima e sarà in quel del Trissino, e quindi lì andare a fare pronostici è relativamente, perdonatemi, ma è relativamente semplice. I derby ci hanno insegnati che bisogna viverli. Sì, sicuramente dopo il risultato dell'andata qui, dove Valdagno è riuscito a portare a casa 3 punti molto importanti per quella che oggi è il suo quarto posto, andiamo a vedere questa classifica. In testa il Trissino con 62, Ubrocker Bassano con 60, poi Viareggio è al terzo posto con 51 punti, gli stessi del Valdagno che è quarto, il Lodi con 47 che insegue, Team Service Carmonza al sesto posto con una partita in più, al settimo il Grosseto con 37, l'ottavo è il Follonica con 31, Sarzana con 28 punti al nono posto, Azzurra Novara con 20 al decimo posto assieme al Giovinazzo che è all'11esimo, stessi punti, Forte dei Marmi 12esimo posto con 18 punti, il Castiglione al penultimo al 13esimo posto 10 punti, una partita in più, e Breganze con 6 punti all'ultimo posto, 14esima posizione. Abbiamo detto prima, per quello che riguarda la terna arbitrale, Brambilla e Fontana con Agostino Cucinello come ausiliario, tutto pronto. Adesso andiamo anche a vedere come si schiereranno le due formazioni, cosa sceglieranno Festa e Mascarenhas, tanto il 5 di rito tra le due formazioni, che vanno a salutare anche le relative panchine. Valdagno che avrà Rodrigo Vieira certamente tra i pali, poi vedremo come deciderà di cominciare stasera Mascarenhas, altrettanto diciamo prima degli ex in campo. Xavi Rubio e Sergio Festa sono due ex che questo palazzetto lo conoscono piuttosto bene. Andiamo a vedere come comincia Valdagno, che ha già il quintetto in pista con Diogo Seixas, Lucas Sonorio, Nico Crocco e Capitan di Qui Giovanni, Rodrigo Vieira, Don Rodrigo tra i pali. La risposta di Sergio Festa: stasera deve rinunciare al suo capitano, ai suoi chili e centimetri, a Capitan Borsi. Che vanno a prendere posto sul quadrato del Palalido, direi Yamune, Xavi Rubio, De Rinaldis e il Cino Manrique. Quindi parte col suo top 5 Sergio Festa, in porta il dottor Simone Corona. Tutto pronto, cominciano naturalmente giocatori a Sarzana, maglia classica, pantaloncino nero e maglia rossonera a righe orizzontali. D'altra parte Valdagno in completa tenuta bianca stasera con un completo grigio, il portiere valdagnese in giallo invece Simone Corona. Comincia Munè per Xavi Rubio che ci prova subito, pallina che si impenna lì. Prima conclusione dopo pochi secondi da parte del Sarzana, poi Munè ancora il Cino Manrique. Cino Manrique è uno dei protagonisti del Mondiale a Novara 2024 con l'Argentina, uno dei tanti, Leo, che sono venuti poi a giocare qui in Italia. Citiamo i due del Monza, Cacu Velasquez e il Pinti Marzonetto. Tanto Manrique è proprio lui per De Rinaldis. Poi Yamune arriva dall'Alpicat ma cantera Barça. Xavi Rubio, classe 94, arriva da Reus, anzi è nato a Reus, scusate. Tanto Valdagno che la riconquista con Di Qui Giovanni che rimette in moto Lucas Sonorio, il bomber valdagnese, secondo posto per lui dietro a Alvarino. 40 reti per il giocatore del Valdagno, 45 per Alvarino. C'è retroporta Di Qui Giovanni.
Leonardo per Nico Crocco che parte dalla tre quarti valdagnese. Lo scambio proprio con Diogo Seixas, ancora il di qui. Diogo Seixas che prova a scendere sulla balaustra, la botta di Seixas, la bella risposta di Corona che a dire qualcosa ai suoi, un po' troppo libero di concludere nella circostanza. Mounet lo scarico per Rubio, Sarzana che riparte sotto la nostra postazione. Rubio cerca la conclusione sporcata da Seixas. A stecca lunga difendono bene tutti e due come fisico questi 17 rossonero e il 6 valdagnese, scusate l'8 valdagnese. Tanto di qui Giovanni per Nico Crocco, prova a scendere ancora il di qui, poi il tentativo di conclusione intercettato da De Rinaldis, poi può ripartire Mounet, fermato proprio da Diogo Seixas. E allora può ripartire con Crocco, passaggio lungo che però viene recuperato da di qui Giovanni, ancora Crocco che allarga per Onorio, il blocco di Seixas, la conclusione, la respinta di Mounet, poi pallina sempre in possesso della formazione di casa con lo scambio per Nico Crocco, un po' di spazio per il 6, poi preferisce ritornare da Seixas, ancora Onorio prova a puntare, Piccadigna la mette alta di nulla sopra la porta di Corona, poi è Rubio e Crocco a lottare, alla meglio Crocco, poi la conclusione la respinge Mounet che allora può provare a ripartire, poi preferisce ritornare a giocare da Xavi Rubio, ancora per Manrique. De Rinaldis prova a puntare, ancora Manrique marcato da Di Qui Giovanni, prova l'incursione lungo la fascia destra e sempre molto pericoloso il Cino quando parte da quella posizione lì, perché ha sempre modo di guadagnare spazio. Anche Mounet adesso in modalità scambio, poi Rubio, De Rinaldis, ancora Xavi, un po' di pressione Valdagno, si continua a giocare, stanno per scadere i 45, c'è il tocco ma finisce nelle stecche dei padroni di casa che riportano avanti pallina con Di Qui Giovanni. Si chiude bene la difesa del Sarzana in queste circostanze, pochi gli spazi finora concessi agli attaccanti del Valdagno, a parte qualche conclusione da lontano. Nico Crocco cerca lui, pallina che resta giocabile con Di Qui Giovanni, cambia lato proprio per Seixas, De Rinaldis su Seixas, anche qui un bello scontro tra chilogrammi e centimetri. Ancora prova a girarsi Lucas Onorio, non va, e allora Mounet può gestire lui con lo scarico dietro per Rubio che poi allarga subito per lo spagnolo marcato da Di Qui Giovanni, ancora Xavi Rubio, il blocco di De Rinaldis, il cambio di gioco su Mounet, un po' di spazio, prova a prenderselo tutto Mounet, la conclusione fa buona guardia Crocco, allora riparte Di Qui Giovanni si accentra, poi passaggio intercettato da Xavi Rubio che poi prova a lanciare subito velocissimo proprio De Rinaldis, con la sponda riesce a mantenere il possesso della pallina, ancora Manrique, la sterzata, spazio per la conclusione, diagonale basso che non c'entra la porta, poi subito la pallina con Di Qui Giovanni che riesce a prolungarla e poi dietro porta non riesce però a mantenere il possesso della pallina, allora è ancora Xavi Rubio per Yann Mounet, qui sfida tra due mancini come Di Qui Giovanni e Mounet, giro dietro porta per il 27 rossonero, ancora Xavi Rubio, un po' il playmaker di questa squadra, ancora Rubio nell'angolo vicino alla panchina di Valdagno con lo scambio con De Rinaldis, poi impreciso Rubio con Corona che deve alzarsi per allungare palla, poi Mounet riesce a sradicare palla a Onorio che poi recupera, allora parte un 3 contro 2, pallina leggermente lunga su Di Qui Giovanni, poi Mounet alla meglio, allora può ripartire, spazio dalla sua mantonella, cerca l'incrocio opposto, pallina che esce di nulla con Di Qui Giovanni, poi Crocco che va a chiamare calma, ancora il leoncino di Germania
per Nicolò Crocco, e allora è Seixas, Crocco, spazio per il rovescio, cerca Onorio, Manrique che gliela sporca, e allora a lottare proprio il portoghese e l'argentino. Poi c'è lo scarico su Di Qui Giovanni, ancora l'ex Braga in possesso di sfera, marcato da Xavi Rubio, e allora Di Qui Giovanni dietro porta per Onorio, lo scarico su Di Qui Giovanni che non trova l'impatto, deve tirare Valdagno, lo fa, la respinta, può ripartire ancora Xavi Rubio per Munne. Ci prova Munne dall'angolo a rimbastire l'azione offensiva del Sarzana, un Sarzana che finora si è dimostrato estremamente ordinato, soprattutto in fase difensiva, pochissime diciamo, le opportunità per la formazione di casa. È un Valdagno che ha la possibilità, quando può, di ripartire in velocità, ma Sarzana è bravo a rientrare anche sul 3 contro 2 prima. Abbiamo visto un'ottima mobilità, un ottimo rientro da parte della formazione ospite. Andiamo a rivedere anche qualche azione grazie alla regia Marco Zen, che ci fa rivedere una delle azioni più interessanti di questi primi 7 minuti del primo tempo. 0-0 al Palalido di Valdagno tra Y Sport, Hockey Valdagno e Hockey Sarzana. Dicevamo una partita che ha 3 punti molto importanti per entrambe le formazioni. Valdagno per cercare, come abbiamo detto in apertura, di mettere pressione su Viareggio, che domani gioca a Castiglione, e Sarzana che vuole blindare un po' la sua attuale posizione. Intanto può ripartire Munne, si gira velocissimo Rubio, poi Vieira cerca di innescare il contropiede di Qui Giovanni, che preferisce invece un comodo cambio di lato per Nico Crocco, raddoppio su di lui, cerca Diogo Seixas dall'altra parte, cambia spesso lato Valdagno in questi primi minuti del primo tempo. Attenzione poi Onorio, e poi rientro di Munne sul tentativo di assist verso Seixas. Grande azione dell'ex Alpicat qui in modalità difensiva per Yamune, anche lui classe 2004. Eccolo qua in azione lo spagnolo, scarico per l'altro spagnolo che è Xavi Rubio. Ancora Rubio, prova a metterla lì, rasoiata a mezza altezza, deve distendersi Rodri Vieira a dire di no. Intanto prepara un doppio cambio Mascarenhas, tutto fermo invece lato panchina del Sarzana. Onorio per Crocco, che poi preferisce aspettare e ritornare dal portoghese, che poi ha ancora lo scambio su Crocco, il blocco, cambio gioco per Seixas, pallina dentro, la deviazione sotto misura, non inquadra lo specchio della porta per un nulla Onorio. Poi è Manrique e Seixas a lottare dietro porta, alla meglio l'argentino, che poi riesce a servire il 27. Ancora De Rinaldis, Munne, un po' di spazio per Munne, la sterzata a conclusione, Nicolò Crocco riesce a bloccare la conclusione e poi anche a rilanciare Di Qui Giovanni, la deviazione di Manrique riesce a riconquistare palla, poi Rubio messo fuori tempo Di Qui Giovanni proprio dal Cino in modalità difesa. Intanto qui fa valere il fisico. Attenzione, poi qui gran tentativo di De Rinaldis, quasi a botta sicura la risposta, andiamo a rivedere. De Rinaldis questa pallina lì ci deve mettere il casco. Rodrigo Vieira. Onorio per Seixas, mentre è appena entrato Frank Crocco al posto di Qui Giovanni. Ora in possesso Francesco, la sterzata Francesco, poi giro dietro porta, si ferma, aspetta i blocchi dei compagni, poi torna da Crocco, conclusione, non la vede partire Corona, che si riesce a salvare, poi ancora, e qui la respinta di De Rinaldis, che poi riesce anche a subire il secondo fallo di squadra, mentre entra
Giulio Piccoli al posto di Nicolò Crocco. Si prepara anche Marco Tomba che entra in questo momento. Ora Valdagno cambia 3 dei 4 giocatori di movimento a disposizione. Gioca un under 23 adesso con Diogo Seixas a fare da mamma chioccia qui. Giulio Piccoli, primo anno per lui qui a Valdagno, l'abbiamo più volte definito il tuttofare della formazione di Chico Mascarenhas. Capacità difensive, sa pressare, salta l'uomo. Quando serve fa anche gol, come dimostrano finora le sue 8 reti in 24 partite. Tanto qui prova ad andare, attenzione, Bagarli davanti, Diogo Seixas, l'intercetto di Seixas, Muné lascia un 3 contro 2, Rubio, Muné non ritrova pallina rapidamente, per buona sorte Vadagnese, il Cino Manrique contro Marco Tomba come nella finale terzo quarto posto ai mondiali a Novara. Intanto Xavi Rubio retroporta, 20 secondi per andare alla conclusione per Sarzana, 11 minuti, 2 falli di squadra, questo la dice lunga su quella che è la partita. Si gioca a hockey. Poi Giulio Piccoli, tomba per Frank Crocco, prova la conclusione Francesco Crocco. Poi può ripartire Xavi Rubio, mentre c'è il primo cambio, entra Lucas Tabarelli per la compagine allenata da Sergio Festa, mentre il primo fallo per Sarzana è compenso dall'ex Xavi Rubio, e allora può riprendere il gioco con Piccoli, che poi serve Seixas, il cambio gioco su Frank, ancora Seixas che può puntare, poi va dietro porta da Tomba, il blocco ancora Crocco, spazio per il rovescio, la spallina di Simone Corona a dir di no ancora a Francesco Crocco, e allora è Tabarelli con il sottogamba per Xavi Rubio, chiama l'uscita di Muné che lo va a servire ora, poi ancora Muné dietro porta marcato dal mancino Crocco, e la conclusione del neoentrato Tabarelli che è fuori misura per fortuna Valdagnese, e allora può andare Tomba con la sterzata sulla tre quarti, preferisce rigiocare da Crocco, ancora Piccoli, Lagno che ora prova a girare a 3 con i blocchi, allora adesso è Seixas che scende, cerca in mezzo Tomba, non lo trova, allora gira Seixas ancora per Piccoli, poi gli salta la pallina, occhio perché ora è Muné riesce Rodrigo Vieira, allora un 2 contro 1 dall'altra parte, Francesco Crocco non riesce a trovare gioco Seixas, poi è lo stesso Seixas a servire dietro porta Francesco Crocco, ancora Seixas, il taglio di Tomba, e poi è Piccoli con la pallina che gli salta ancora, questa volta riesce però a servire l'otto Valdagnese, poi Tomba col cambio gioco mentre prepara il doppio cambio Sergio Festa, può ripartire velocissima la compagine ligure con Xavi Rubio lontanissimo, può anche provare la conclusione, Crocco si immola, e allora poi è Tomba anticipato da Manrique, un 3 contro 2 per Sarzana con Tabarelli, spazio per Tabarelli, Francesco Crocco riesce, allora è 1 contro 1, poi Marco Tomba saggiamente preferisce ritornare a giocare da Seixas, ancora Marco Tomba, poi il passaggio per Piccoli prova a puntare i chili e centimetri di Xavi Rubio, lo costringono a cercare il rifugio da Francesco Crocco, poi ancora Seixas. C'è intanto la luce verde accesa lato Sarzana, ha chiesto il time out Sergio Festa, un Sarzana che l'abbiamo detto prima è veramente ordinatissimo, soprattutto in difesa, trovare spazi è davvero difficile. Intanto riparte a palla adesso a pieno organico l'entrata di Lucas Tabarelli, il miglior marcatore
dei rossoneri con 22 reti finora all'attivo a tabellino. Ora Xavi Rubio, e adesso dentro c'è spazio per Angeletti con il 24, mentre le sterzate di Tabarelli, arriva lì, prova a metterla bassa, fa buona guardia con il bastone Rodrigo Vieira, mentre c'è il cambio per Valdagno sul cancelletto, è pronto Nicolò Crocco per Sexas. Allora in 15 minuti Valdagno ha cambiato tutti e 4 i giocatori, con la conclusione in pantalla Simone Corona alza il manone, dice di no, poi Crocco spazio, Crocco ancora Corona, poi la piccadigna, riesce ad uscire, parte velocissimo Tabarelli mentre scivola, poi con il pattino in allungo un super Vieira a dir di no, poi si arrabbia con la propria difesa, prova la magia all'argentino, non gli riesce per nulla, poi ancora il 24 a servire Rubio, poi Santi Manrique per Tabarelli, passaggio un po' impreciso, Valdagno che prova ad alzarsi in pressione, riesce però Rubio ancora a servire Tabarelli, ancora Rubio, mentre scadono i 5 secondi e allora c'è time out chiamato da Sergio Festa. Certo, cercare il fallo dei 5 secondi, questo time out non arrivava da almeno 5 minuti. 9-0-8 da giocare, Valdagno e Sarzana ancora sullo 0-0. Mentre dalle altre piste il Forte dei Marmi conduce il derby col Follonica, la sfida di bassa classifica per cercare punti importanti per la zona salvezza tra Novara e Breganza, è fermo sullo 0-0, il Grosseto in casa sta pareggiando, anzi no, perché proprio in questo momento Jordi Mendes decide di fare 2-1 per Trissino. Lodi Monza, l'altro derby lombardo, è fermo sullo 0-0. E siamo sullo 0-0 anche qui a Valdagno, tra Valdagno e Sarzana, mancano 9-0-8 alla fine di questo primo tempo, un primo tempo su buoni ritmi. Finora le formazioni hanno badato soprattutto alla fase difensiva, in particolare Sarzana che la sta gestendo veramente in maniera egregia, poi Simone Corona ha fatto del suo almeno in un paio di occasioni per mantenere inviolata la gabbia rossonera. Suonano le sirene, tutto pronto per rientrare. Con Sarzana con Festa che finisce proprio ora di dare le ultime indicazioni ai suoi ragazzi. Pallina che sarà in possesso di Valdagno con Francesco Crocco che probabilmente andrà a servire, no, Marco Toma andrà a servire Francesco Crocco, chiamati 3 metri dal direttore di gara, e allora adesso è Francesco Crocco che può ritornare da Nicolò Crocco, i due fratelli scambiano, poi è Giulio Piccoli, ancora Crocco, il blocco si accentra ed ora il cambio gioco, poi cercato Giulio Piccoli ma Manrique fa buona guardia con Tomba, la pressione di Angeletti, Tomba riesce a servire Crocco, si accentra Crocco per Francesco e qui il miracolo di Simone Corona con la manona riesce a mettere sopra la traversa alla conclusione di Crocco, mentre Tabarelli riesce ad uscire dal contrasto, le finte ubriacanti e poi Tomba con la stecca a portargli via pallina, con Piccoli che ora poi preferisce giocare da Crocco, l'allargo sul fratello Nicolò, poi questo passaggio in diagonale Angeletti riesce a intercettare, poi Crocco a recuperare pallina, prova a passare in mezzo a due, il secondo fallo di squadra, mentre si entra in parità anche nella situazione fallo di squadra. Andiamo a rivedere questa occasionissima, sangue freddo qui di Corona, mette lì il gambale sul tentativo di toccarla piano, intanto fuori tomba è rientrato Luca Sonorio. Batti e ribattili, adesso bagarra come direbbe qualcuno. Come direbbe qualcuno dalle parti di Bassano, ancora nulla di fatto. 7:50, 0-0 tra Valdagno e Sarzana. Valdagno sta provando ad aumentare la pressione ma le ripartenze del Sarzana si sono rivelate pericolosissime. La conclusione di Onorio
larga sulla destra da porta difesa da Simone Corone. Allora è Francesco Crocco che prova ad andare via. Lo scarico per Giulio Piccoli, ancora lui, Luca Sonorio. La conclusione, palla che poi filtra, troppo bello per essere vero, non ci crede Giulio Piccoli, palla che rimane lì, Tabarelli che lotta. Il fallo di squadra fischiato al Valdagno, si ricomincia a giocare. Xavi Rubio, Angeletti, poi il Cino Marriche, numero 5 rossonero, l'argentino. Ora è Tabarelli lì che aspetta i movimenti dei compagni, marcato da Crocco, la finta che riesce a liberarsi, poi a mettere tutti d'accordo è Nicolò Crocco, che poi il blocco di Piccoli riesce a servire Onorio, pallina un po' troppo lunga per Crocco. Qui Tabarelli, tutto buono per gli arbitri, e allora è il Cino Marriche che sulla metà pista torna nella propria tre quarti con Tabarelli, la Veronica di Tabarelli, poi il passaggio a metà strada, la meglio Marriche con un'altra schiaccia riesce a passare su Crocco, poi è Piccoli ad intercettare ancora Tabarelli, la pressione ora alta di Valdagno, mentre c'è il fallo di squadra numero 4. E allora rientra Diogo Seixas, esce Giulio Piccoli, fa girare i suoi Chico Mascarenhas, come sta facendo anche Sergio Festa, la scuola materana lì. C'è De Rinaldis al cancelletto, vediamo chi sarà il cambio. Penso Angeletti, adesso vediamo un po'. Tanto c'è pressione proprio su, attenzione, Cino Marriche riesce a girarsi, poi prova, incrocia il passo e accelera di qui Giovanni, che poi va giù, agganciato da dietro. Fallo di squadra. Mentre esce Luca Tabarelli. Adesso andiamo a rivederlo, se riusciamo a rivedere l'episodio. Crocco per Seixas sulla punizione, con Seixas per Onorio. Valdagno che prova ad entrare lungo i fianchi della difesa di Sarzana, ma si chiude a fisarmonica molto bene Sarzana, poi è Rubio portare via pallina, a servire De Rinaldis, poi in due a chiuderlo ancora De Rinaldis per Rubio, e poi è il Cino Marriche. Con calma il Cino per Xavi nella sua tre quarti. De Rinaldis che è rientrato intanto nella sua funzione principale di, se fossimo nella pallanuoto lo chiamerei il centro boa, è un po' il punto di riferimento per la squadra in determinate circostanze, adesso che manca Capitan Borsi. Questa cosa deve fare De Rinaldis, anche lui figlio d'arte, un saluto al papi. Intanto Xavi Rubio per il Sarzana, la pallina che esce e c'è time out Valdagno chiesto da Chico Mascarenhas. 4:44 da giocare, 0-0 tra Valdagno e Sarzana, 4-4 la situazione falli, quindi situazione di parità anche per quello che riguarda i falli di squadra. Tanto la regia che ci ripropone alcune delle azioni, questa probabilmente la più limpida occasione da gol per la formazione di casa. Ne ha avute almeno 3 anche Sarzana, neutralizzate da Rodrigo Vieira. Questo porta il risultato in assoluta parità. Un calcistico 0-0 nelle piste di hockey non si vede spesso. Mentre suona la prima sirena, quella per i portieri. Pallina in mano a Giorgio Fontana,
che la posiziona nel punto di ripartenza sarà Di Qui Giovanni con anzi no, sarà Sarzana a ripartire. Xavi Rubio Già un sul secondo punto di battuta. al termine dei 45, probabilmente andrà in porta Xavi Rubio, no, perché la deve passare, poi la ridà Valdagno subito. La pressione alta di Sarzana, prova a non farlo uscire dalla propria metà pista Valdagno, poi riesce Onorio per Crocco, ancora il portoghese si accentra, spazio, vola un super Corona, alza il pugno, parata quasi calcistica, rivediamo qua. Andiamo a rivedere la botta, la sassata di Onorio. Gran risposta di Simone Corona, che ha visto partire il tiro, ha letto bene traiettorie e altro. Xavi Rubio intanto, palla dentro, e allora adesso è Lucas Onorio che va a reimpostare l'azione d'attacco del Valdagno e trova la rete il bomber valdagnese. Il gol di Lucas Onorio, riesce a incrociare, questa volta non può niente Simone Corona, e allora a 4:10 al termine del primo tempo. andiamo a rivedere la sblocca Valdagno, 4:07 da giocare, la bomba di Onorio trova sull'altro palo, Fa 41 in campionato e porta Valdagno sul +1 con Manrique. Subito la sassata bassa in pantalla, deve dir di no Don Rodrigo Vieira, con Seixas spazio anche lui. Questa volta Rubio riesce a metterci la stecca con Corona che poi allontana la pallina, e allora Valdagno con Onorio dietro porta, prova ad aspettare il piazzamento, poi esce, serve Seixas, ancora Di Qui Giovanni con De Rinaldis che era meglio, allora è un 3 contro 2 con Manrique. Capisce tutto stavolta Lucas Onorio in modalità difesa, poi si lotta lì sull'angolo, con palla che esce, fumble, ci va Angeletti, trova Rubio, il Cino dall'altra parte, carica la bomba il Cino, disinnescata prontamente dalla difesa valdagnese, e quindi negli ultimi questi 3 minuti che ci separano dalla fine del primo tempo c'è luce verde lato Sarzana. Onorio la riconquista il Cino Manrique, si lotta lì, De Rinaldis sul cambio di lato, prova ad andare via, mentre rientra Tabarelli, poi ancora De Rinaldis, la finta Seixas per Di Qui Giovanni che torna indietro da Onorio sulla metà pista, cambio di gioco per Crocco, Tabarelli riesce ad intercettare solo per un momento, poi il fallo di Frank Crocco, e allora il time out chiamato da Sergio Festa a 2:22 del termine del primo tempo, risultato 1-0, la sbloccata Lucas Onorio. andiamo a rivedere l'azione della rete valdagnese. Onorio che si scende lungo il lato destro della porta difesa da Simone Corona e poi riesce a metterla a mezza altezza sull'altro palo. Non può nulla questa volta il classe 92 il di Sarzana. Il portiere di pali ne può difendere uno, chiaramente poi lì andiamo a vedere anche come sono quando qui mancano 2:22 ancora da giocare. Andiamo a vedere gli altri campi della 1. Il Forte avanti 4-1 sul Follonica, Novara avanti 1-0 sul Breganze, mentre a Grosseto 2, Trissino 3, qui la partita è più tirata del previsto. Grosseto che sta facendo la voce grossa in casa in quel di Lodi. Monza avanti 1-0. Tutto pronto per riprendere il gioco con Yamouné e Xavi Rubio, i due spagnoli, ad ascoltare le indicazioni di Sergio Festa. Tanto Mouné dall'altra parte
Prova Rubio, dialogano i due spagnoli da una parte all'altra del campo. Poi Xavi Rubio che si accentra, lo scarico per Lucas Tabarelli. Tabarelli che arriva dal Giovinazzo, ancora lui, attenzione Tabarelli. E la risposta di Rodrigo Vieira, grande azione adesso, sì, tutta di prima del Sarzana, il tiro di Tabarelli. Cercava proprio il 7, ci ha messo la manona qui, numero 21 Valdagnese, portoghese anche lui, primo anno a Valdagno. Yamouné intanto è in possesso, scambiano i due spagnoli. La botta di Xavi Rubio, la riconquista Francesco Crocco, c'è pressione alta adesso. Onorio prova a riconquistarla. Palla che torna nelle stecche del Valdagno e chiama la distanza. C'è adesso pressione alta del Sarzana, manca 1:40. Fa correggere il tempo Fontana, 1:38 alla fine di questo primo tempo, scadono i 10. La riconquista Sarzana in questo ultimo minuto e mezzo, un Valdagno avanti 1-0, il gol di Lucas Onorio. Adesso c'è l'altro Lucas, questo è Tabarelli, numero 7 rossonero. Mounet prova ad andare per vie centrali, Onorio adesso si lotta qui, c'è Francesco Crocco, adesso nulla di fatto lì, attenzione, pallina velenosissima, si stava appropinquando al palo destro della porta difesa Rodrigo Vieira. Lucas Tabarelli, quando comincia l'ultimo minuto, Tabarelli prova lui, la risposta ancora, ha qualcosa da dire Rodrigo Vieira e i suoi naturalmente. Poi Francesco Crocco caparbiamente qui retroporta per Onorio, che può gestire 32 secondi sui 44 che mancano alla fine di questo primo tempo. Crocco, attenzione, poi c'è questo mezzo intercetto, 35 secondi, bagarre adesso totale, un po' di confusione. Rubio a una mano, Yamouné, provato una volée, ragazzi qua alta scuola Barça. Ultimi 18 secondi, potrà andare all'ultimo Xavi Rubio, scambia ancora con Mounet, autore qualche secondo fa di una conclusione da cinema. La botta di Tabarelli, che 2 secondi e 3 trova il pareggio. A schiacciare il ragno, la mette sotto l'incrocio dei pali, fa 1-1 Tabarelli, e quindi i due migliori bomber fanno 1-1. e allora pareggia con una grande conclusione, un po' alla Motaralli da oltre la sua metà pista. Rivediamo qui lo scarico di Mounet, qui da lontanissimo, da metà pista, fa partire un missile terra-aria, niente da fare per Rodrigo Vieira. Non la vede partire Rodrigo Vieira, gonfia la rete, si va al riposo con le squadre sul punteggio di 1-1 al gol di Lucas Onorio. Ha risposto a 2 secondi dalla fine del primo tempo l'altro Lucas Tabarelli, e dunque 1-1 qui a Valdagno. A risentirci tra una decina di minuti.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, al centropista Luca Sonorio con la pallina sul dischetto di inizio. Valdagno che riparte con Rodrigo Viera tra i pali, Diogo Seixas, Giulio Piccoli, Nico Crocco e Luca Sonorio. Dall'altra parte Sarzana che risponde con Munné, Xavi Rubio e il Cino Manrique. In porta naturalmente il dottor Simone Corona. Primo tempo che si è chiuso sull'1-1, eccolo qua, il quarto di movimento è De Rinaldis. Francesco De Rinaldis, l'88 su questa pista. Maglia valdagnese era di Osvaldo Araed un po' di anni fa. Tutto pronto per ripartire. Valdagno e Sarzana ripartono dall'1-1 del primo tempo. Al gol di Onorio ha risposto Luca Stabarelli. Bomba dalla tre quarti. Riparte Valdagno, Onorio per Diogo Seixas che prova ad andare. Il servizio non va a Onorio, si chiude bene la difesa del Sarzana, una difesa sarzanese che nel primo tempo ha dato prova di grande flessibilità, soprattutto in modalità quando c'era da cambiare da uomo a zona. Veramente brava qui la formazione di Sergio Festa a gestire la fase difensiva. Partita che comunque ancora naturalmente tutta da giocare. Ecco qua Munné che riparte dietro la porta di Corona. C'è la pressione del Valdagno. Xavi Rubio in uscita. Ancora il Cino Manrique con Luca Sonorio lì davanti. Munné, Rubio. Palla che arriva dalle parti di De Rinaldis, sgomita un po' lì l'88 sull'angolo in balaustra. Poi Luca Sonorio è il più veloce di tutti, ne ha 3 contro adesso, riesce a servire lì per Seixas, poi non può colpire per l'intervento difensivo di De Rinaldis. Allora Giulio Piccoli prova ad accelerare sul Cino Manrique. Piccoli, buono il tentativo, alla fine il Cino ce la fa rinvenire sul valdagnese. Cino Manrique, attenzione, la conclusione del numero 5 del Sarzana e la risposta con la manona di Rodrigo Vieira. Molto pericolosa qui la formazione ospite in questa circostanza. Adesso c'è questa ripartenza, Onorio per Seixas. Ancora Seixas, l'intercetto di Xavi Rubio. Adesso c'è da capire quale potrà essere l'atteggiamento delle due formazioni sull'1-1, 22:50, 2 minuti e mezzo ne sono già andati di questo secondo tempo. Fischio di fontana, il cronometro che ricomincia a scorrere. Yamuné, scarico per Rubio, dialogano molto i due spagnoli. Ancora Rubio. De Rinaldis non trova, allora può provare a ripartire Valdagno. Seixas per Piccoli, deve superare la metà campo, lo fa adesso con Diogo Seixas, poi Nico Crocco. Seixas dentro per Onorio, bravissimo il Cino, sporca quel tanto che basta per non far arrivare pallina l'attaccante portoghese del Valdagno. Allora è Crocco che prova a fare tutto il giro della pista, per la conclusione la respinta di Simone Corona con Seixas, la pressione di De Rinaldis. Allora Piccoli prova ad accentrarsi, poi Seixas un po' di spazio, carica al rovescio, lo prova, missile alto sopra la porta di Corona, poi è Rubio a riprendere pallina con la pressione di Valdagno che porta i benefici, con Crocco che può puntare e saltare Munné, poi è Piccoli, dall'altra parte non arriva la pallina e allora è Manrique, un numero sotto le gambe che però mantiene la pallina in possesso di Valdagno, con Crocco per
Sexas, ancora Crocco, il blocco di Sexas, Crocco si accentra lo scarico per Onorio, ancora Sexas, poi Crocco, il taglio da dietro porta di Onorio, non riesce ad arrivargli la pallina giusta, il fallo di Manrique che poi si becca anche il cartellino giallo a 21:09. Qui un po' un'ingenuità di Santi Manrique. Gli è andata anche bene perché lì ci poteva stare anche il fallo di reazione, ma come diciamo sempre non è noi facciamo dell'altro, commentiamo la partita, non le decisioni degli arbitri, che tra l'altro stasera hanno un compito relativamente semplice perché le due squadre sono assolutamente corrette, sportive, stanno giocando un bel hockey. Poi Giulio Piccoli intanto che prova a ripartire, ancora Nico Crocco, mentre Valdagno deve andare a tirare per i secondi, l'accompagnata dentro Manrique lì, poi arriva alla conclusione, la respinge e Corona, ancora bellissimo triangolo 1-2, pallina leggermente alta alla conclusione di Sexas che poi si fa riperdonare recuperando palla e allora poi può ripartire in un 3 contro 3. Poi Sexas, Tabarelli allunga il bastone, gli dice che da lì non si passa e allora deve tornare da Crocco, dietro porta per Lucas Onorio, prova poi riesce a servire Crocco con il blocco lì basso nel vertice basso dell'area, con Piccoli che scivola a metà pista, con fallo poi di Piccoli per non aver lasciato battere subito la punizione a De Rinaldis. Andiamo a rivedere intanto. Vediamo il triangolo dove taglio manuale poi leggermente alta di la conclusione, mentre Xavi Rubio a gestire pallina per Tabarelli, la conclusione una volta, poi Piccadigna gli stava per uscire benissimo, fa la barba al palo ma non entra, e allora dall'altra parte Sexas con il giro dietro porta, poi aspetta ancora Sexas per Onorio, non riesce ad andare dall'altra parte in Piccadigna, poi ancora Tabarelli, lui sì che prova la Piccadigna, qui il fallo, mano in tasca, vediamo il colore è blu per Crocco, e allora Valdagno che adesso sarà 2 minuti in inferiorità numerica, rivediamo qui. La decisione di Giorgio Fontana che è lì a 2 passi. Non so se era anche il time out, tutti in panchina. Sì, Festa prova un po' a dare indicazioni ai propri compagni, ai propri giocatori per sfruttare questo power play che, ricordiamo, in caso di gol non rientrerà il quarto uomo ma saranno 2 minuti proprio come effettivi, se vogliamo, con l'uomo in meno. Sappiamo che sono 2 minuti, possono essere 2 minuti fatali per chi subisce l'espulsione. Ma questo cambio di regolamento in questa stagione ha portato anche a molte critiche su questa cosa, però ci sono formazioni che sono più pericolose in 3 quando giocano in 3 che non in 4. Adesso naturalmente ragnatela di passaggi rossonera a cercare la conclusione, il pertugio giusto. Qui a quadrato, poi pallina bassa per Tabarelli che inciampa sulla pallina e allora Sexas poi perde palla, allora è Tabarelli, Rodrigo Vieira, miracolo, poi Tabarelli la spara alta, ma cosa ha preso Rodrigo Vieira con il casco? Mamma mia, un miracolo qui, bomba clamorosa qui, nell'hockey su ghiaccio si fermerebbero a vedere come sta il portiere dopo una botta del genere. Poi Sexas manda al VAR De Rinaldis non una ma ben 2 volte e poi è Onorio l'agno che deve far girare pallina più che può, giocando non a 4 ma a 3 cantoni, poi è l'ex di turno Xavi Rubio a far ordine, a recuperare pallina e a risistemare il quadrato offensivo di Sarzana con la finta di De Rinaldis, ancora Xavi Rubio
ancora da De Rinaldis, Tabarelli dall'altra parte, Munne si deve ancora distendere via Irocchio perché De Rinaldis non tira, serve Rubio, chiama la calma il 17, poi Munne, poi Tabarelli sul palo e è Unorio a recuperare pallina con la pressione di Sarzana, poi meglio lanciarla via che subire un contropiede da lì. Può incrociare il passo e reimpostare adesso la rete di passaggi Xavi Rubio, l'ex di turno. Eccolo qua proprio lui, lo scambio con Munne, poi De Rinaldis, ancora Munne, serie di finte, De Rinaldis cerca dall'altra parte proprio Tabarelli. Poi Rubio, perde un attimo il tempo per la conclusione, Tabarelli di forza. In pantaglia Rodri Vieira, mentre Tabarelli adesso a salto all'arma bianca, sono rientrato il quarto di movimento per Valdagno. Poi non la vede neanche partire, gli arriva sul pattino, pallina che schizza alta per fortuna di Valdagno e allora Sexas per Crocco, mentre si fanno sentire anche le brigate, sanno che è un momento complicato della gara e danno tutta la mano possibile. Avrà 10 per ripartire Valdagno, mentre entra Marco Tomba, poi è di qui Giovanni che l'abbiamo visto anche in quella della Coppa delle Nazioni dove l'Italia ha raggiunto un ottimo secondo posto contro l'Argentina, e allora è Diogo Sexas, poi si allunga un po' la pallina, allora è Munne velocissimo, la finta Tabarelli, Sexas con la classe difensiva e allora è un 3 contro 2. Ci mette anche il mestiere adesso Diogo Sexas, deve dire qualcosa ai suoi. Simone Corona ha dato la possibilità di concludere, poi no look di intercetto di Francesco Crocco, di qui Giovanni, rientra Giulio Piccoli, punteggio sempre sull'1-1 maturato nel primo tempo, i gol di Onorio e Tabarelli negli ultimi 5 minuti di gioco, anzi negli ultimi 4. Qui classica azione da dietro porta di Valdagno con Di Qui Giovanni che però dà solamente l'illusione del gol quando mancano 16 minuti al termine. Palla 2, andiamo a rivedere di conclusioni qui di fiondate di Tabarelli che ha più volte minacciato l'integrità della porta valdagnese. Si è sempre opposto in maniera efficace Rodrigo Vieira, un duello personale tra di loro. Andiamo a vedere gli altri risultati della A1. Forte 4, Follonica 1, Novara raddoppio 2-0 sul Breganze, a Grosseto 2, Trissino 4, in quel di Lodi Monza è avanti 2-0. Intanto suonano le sirene di rientro per le due formazioni. Valdagno con Francesco Crocco, Di Qui Giovanni, Piccoli e Tomba, il Cino Manrique, Xavi Rubio, Tabarelli e Munne per Festa che scala i pezzi da 90 con Simone Corona in porta. Ancora attenzione, Munne prova, Di Qui Giovanni, poi è Crocco prova a cercare sull'altro palo, prova a mandare ad appostarsi Tomba, non arriva la pallina, allora Piccoli deve gestire per Crocco, adesso è in modalità quadrato alto difensivo il Sarzana per raddoppio. Palla Sarzana, ho visto che è successo, è andato giù Tabarelli. Sì,
Cartellino blu per Francesco Crocco. C'è un altro blu per Crocco, vediamo se riusciamo, se abbiamo la possibilità di rivederlo. No, l'abbiamo visto nemmeno noi sinceramente, quindi dobbiamo stare sulla fiducia chiaramente su quello che Fontana era lì. Mentre secondo blu per Valdagno in questo secondo tempo. Adesso, come nell'hockey su ghiaccio, Mascarenhas cambia tutti i suoi giocatori di movimento, e allora Valdagno che deve gestire ancora un momento di inferiorità quando mancano 15:25 al termine, con Rubio, Tabarelli, De Rinaldis e Munne contro il triangolo composto da Onorio, Crocco e Seixas. Ovviamente Crocco è Nicolò, con Rubio il quadrato di Sarzana, con ancora Tabarelli e Rubio, sempre loro due a scambiare. Poi prova ad accentrarsi Rubio per De Rinaldis, Tabarelli gli scivola la palla, allora riparte un 2 contro 1. Onorio non riesce il tocco sotto, Valdagno che con l'uomo in meno rischia di passare addirittura avanti. Poi occhio perché lì c'è un po' di bagarre nell'area di Sarzana, qui poi il fallo di squadra commesso da Xavi Rubio. questo fallo di squadra qui è molto più blu di quello che abbiamo visto prima, però le decisioni non le prendiamo noi, e di solito questi commenti non li faccio, però mi tirano fuori con la tenaglia, scusate. Crocco per Onorio, poi chiama il taglio, e allora è Seixas a ricevere palla in diagonale per Nicolò Crocco, parte velocissimo Onorio, poi però Crocco dietro porta, e allora triplicato, perde il possesso della pallina. Tabarelli, ancora De Rinaldis, Munè, e hai 4 meglio di movimento. De Rinaldis, bomba, poi Rodrigo Vieira, là ancora Don Rodrigo Vieira, ma occhio perché Tabarelli poi tenta una giocata che ha nel repertorio. Nel baseball sarebbe una rubata questa qui, bellissimo il gesto tecnico di Lucas Tabarelli. Ancora Rubio, prova ad accentrarsi, la finta, poi pallina dentro, ora se la ritrova lì Rubio, con ancora Rubio, Munne, De Rinaldis dall'altra parte, Tabarelli, Rodrigo Vieira, e poi tutto facile lì. Xavi Rubio per De Rinaldis, gol. Allora, Gol di De Rinaldis sull'assist facile, Rodrigo Vieira a terra. un po' nulla Rodrigo Vieira dopo il miracolo in precedenza, poi perde palla Valdagno, allora è ancora dall'altra parte Onorio che riesce a sporcare, allora prova a ripartire mentre rientra di qui Giovanni, il taglio proprio di Leonardo, e allora dall'altra parte c'è Seixas, Crocco, ancora è Onorio. Adesso in vantaggio Sarzana, con Valdagno che dovrà in qualche modo fare la partita. Attenzione perché arriva anche l'ottavo fallo di squadra per il padrone di casa. Tabarelli, l'abbiamo detto prima, Sarzana in modalità difesa è decisamente una formazione molto complicata da affrontare. Adesso sono anche in vantaggio 2-1 qui al Palido di Valdagno dopo la rete in superiorità di De Rinaldis. Lucas Tabarelli. La riconquista Nico Crocco, che poi prova a far ripartire di qui Giovanni. Diogo Seixas. Nico Crocco. Seixas, la conclusione di Diogo Seixas.
La pareggia Valdagno. Il bacio in tribuna per la moglie che è arrivata stamattina qui a Valdagno, la dedica di Diogo Seixas. Andiamo a rivedere. Lo fa con il marchio di fabbrica, il rovescio lì, e qui non può niente. Stavolta Simone Corona fa 2-2, il gol del giocatore più esperto, se vogliamo, della compagine valdagnese. Si carica Valdagno sulle spalle, fa 2-2 a 12:13 dal termine. Diogo Seixas, classe 1996. Ventesimo gol per lui, va in doppio, 12:13 ancora alla fine. Valdagno che trova il 2-2 con Diogo Seixas dopo aver subito il 2-1 in inferiorità numerica. Adesso fuori Onorio, dentro Tomba. Valdagno che risponde subito al gol di De Rinaldis, era anche importante per poi non rincorrere per tutta la partita. Ma l'abbiamo detto e non ce ne vergogniamo, la modalità difensiva di Sarzana è decisamente efficace. Poi con Simone Corona, se la vede partire, molto complicato fargli gol, e lì probabilmente non l'ha vista partire, e questo fa parte un po' delle caratteristiche dei portieri. Palla che torna nelle stecche valdagnesi con Diogo Seixas, trova Marco Tomba, rientrato anche lui sul terreno di gioco dietro per il di qui. Poi Nico Crocco, ancora Seixas, prova a cercare spazi lì, Seixas prova, conclusione complicata, il Cino Manrique la domestica, pallina che rimbalza una volta di troppo davanti alla stecca del Cino. Poi Tabarelli, rispostone ancora di Rodrigo Vieira, e adesso è un'altra partita, perché entrambe le formazioni cercano il bottino pieno. Tabarelli prova a girarsi, Cino Manrique, fallo di squadra. 8-7 falli, con Valdagno che deve stare attento, non avvicinarsi troppo alla punizione di prima, al decimo fallo, mentre Sarzana ne vanta uno in meno. Poi è ancora Diogo Seixas a gestire la pallina, scivola, dà vantaggio, allora è Manrique, non riesce a passare su di qui Giovanni applaudito dalla panchina. E poi poi perde palla a Tomba, aspetta, ed è Tabarelli velocissimo a ritornare sul proprio errore difensivo. Poi è ancora Tabarelli dall'altra parte per Rubio e Manrique, ancora Xavi Rubio. Il blocco di Munne, Rubio con la coda dell'occhio. Poi giro della porta, ancora Rubio, poi Manrique e Munne, adesso prova a fare un po' girare pallina, c'è lo spazio, Manrique, Piccadigna, non gli riesce l'ultimo tocco, ancora Manrique, indemoniato Santi Manrique, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta, per fortuna valdagnese. Dall'altra parte la Piccadigna di Crocco è un po' troppo centrale e Corona fa buona guardia. Ora con Munne per Rubio, e Manrique fa girare ai quattro cantoni la formazione di Sergio Silva, il blocco chiamato da Rubio. Allora eccolo qui, può accelerare Rubio, Nicolò Crocco gliela sporca. Tabarelli, spazio per la conclusione, è uscito da dietro porta Munne, poi Manrique ci prova, si deve distendere Vieira, che poi
chiama l'attenzione dalla parte della propria difesa, infatti Mascarenhas chiama time out. Poi buono qui la triangolizzazione, dà solamente l'illusione del gol, la conclusione di Crocco con Seixas che riesce a recuperare palla. Seixas, numero del portoghese, stecca bassa, si difende bene Simone Corona, poi Cino Manrique che la riconquista, però da solo, vediamo, va 1 contro 1, ferma Marco Tomba. Abbiamo detto un duello già visto. poi Tomba in possesso di pallina, dietro porta per Di Qui Giovanni, allarga per Seixas, il blocco Seixas, il piatto, se la ritrova lì Xavi Rubio che però non riesce a conquistare pallina, ed ora è Frank di fisico Santi Manrique, bravissimo qui Manrique, poi però gli manca l'ultimo tocco di Qui Giovanni. Piccadigna non trova la pallina nel primo tentativo di schiacciata, e allora è Xavi Rubio il taglio, gran palla su Tabarelli, fa buonissima guardia Frank Crocco che riesce a mettere la stecca e a dir di no. È rientrato Lucas Onorio con il 75, chiama lo schema, lo scambio con Tomba che parte dalla tre quarti valdagnese. Di Qui Giovanni carica, poi Frank Crocco, la risposta ancora Valdagno col Di Qui. Francesco Crocco, attenzione a non giocare troppo, a non scoprirsi troppo qui perché manca l'ultimo uomo. Allora Francesco Crocco, poi perde palla, allora Tabarelli, rovescio basso, ci arriva Rodrigo Vieira sulla respinta, sul tiro basso dell'argentino, e allora è ora Manrique sul centro di metà pista a servire Tabarelli che di prima va da Xavi Rubio, spazio Rubio lungo il lato sinistro della difesa valdagnese con la pallina. Tomba riesce ad agganciare sfera, poi Tomba, Tabarelli in allungo a portargli via palla, a lottare ancora Tomba e Tabarelli, alla meglio l'argentino. Allora è De Rinaldi di classe 88 che torna da Tabarelli per Santi Manrique. De Rinaldis il blocco di Manrique, poi dietro porta c'è lo spagnolo Rubio che riesce a girarsi, scaricare da Tabarelli, spazio anche per la conclusione, va ad accompagnata Manrique, poi ancora lui in possesso di palla. Sarzana cerca la classe dei propri giocatori, in particolare Manrique e Tabarelli, con sempre il playmaker Rubio, la conclusione da lontano, poi la sponda che stavo per giocare da cattiva amica di Valdagno. Vieira ci arriva con Onorio a metà pista. Intanto fuori Tomba, dentro Diogo Seixas, ancora Onorio che spinge per l'attacco valdagnese, stecca bassa, è fuori 1 metro, difende bene Simone Corona. 5:50 da giocare. Adesso gli schemi sembrano già tutti saltati. Munet che è la meglio nella circostanza, lo spagnolo al piccat Cantera Barça, e ancora Munet retroporta con Xavi Rubio. 2-2 adesso, ha chiamato lo schema Sergio Festa, giocano con Tabarelli, la conclusione di Tabarelli, il tentativo di assist verso Munet, trova spazio, poi Tabarelli cerca l'alza e schiaccia, micidiale qui l'azione del Lucas. Palla che sarà valdagnese. 5:04 da giocare, time out Valdagno. Mentre dalle altre vediamo le altre piste, Leo. Il Forte conduce 5-1, il Novara è sempre sul 2-0, il Tricino è a +3 conducendo 4-7, 4-8 proprio in questo momento. Fatto gol la formazione di João Pinto, mentre al Palacastellotti di Lodi il derby lo sta vincendo il Monza, le reti sono di Joachim Olmos e di Fran Bielsa. Mentre qui al Palalido sul 2-2 mancano 5 e 4 secondi al termine, 8 faglia 7
uno in più ce lo ha Valdagno, che ha proprio chiamato time out la formazione di Mascarenhas per provare a sistemare questi ultimi 5 minuti, dove Valdagno deve cercare il gol del +1 con una vittoria che sarebbe fondamentale per il proseguo, per la caccia al terzo posto. Ma bisogna fare anche molta attenzione, caro Leo, perché il Sarzana gioca secondo me più scarico di testa, con questi 4 personaggi dentro. Adesso ha scelto di tenere fuori il Cino Manrique, gioca con chili e centimetri di Rinaldis e Rubio, e l'agilità di Munet e Tabarelli. Sta giocando bene Sergione Festa, lo dicevamo, un ex qui al Paralido di Valdagno, grande scuola materana, Antezza Festa Tataranni. Festa che nella stagione 13-14 vincerà la Coppa Italia a Giovinazzo con il Valdagno. Tutto pronto per ripartire, c'è Francesco Crocco con Diogo Seixas, sceglie di giocare 1 contro 1 adesso il Sarzana, e c'è il gol di Frank Crocco, trova una pallina che fa palo e poi entra. Da rapinatore d'aria, quasi l'abbiamo citato prima, Massimo Tataranni, e questi sarebbero stati un po' i suoi gol. Un gol del Tata questo, in effetti, proprio lì era al centro dell'area, appena fuori dalla lunetta, perché dentro non si può. Qui poi il più lesto di tutti è Francesco Crocco, l'abbiamo chiamato, il gol che cercava Valdagno lo trova con il proprio canterano, uno dei tanti di questa formazione. Francesco Crocco fa +1 e allora deve giocare Sarzana, deve ricercare il gol del pareggio. Naturalmente mi aspetto che poi ci sia, vedremo adesso come sarà il proseguo della partita. 4:30 da giocare, un'era geologica nell'hockey su pista. Munet, attenzione allo spagnolo, l'assist per il connazionale Xavi Rubio, e poi Lucas Tabarelli, c'è l'argentino Tabarelli, botta, trova ancora De Rinaldis, Rubio, retroporta sempre Munet, molto presente questo spagnolo nelle azioni della squadra ospite. Poi Lucas Sonorio da solo contro 3 si ferma e gestisce, trova l'assist tranquillo su Francesco Crocco. Francesco Crocco adesso va in slalom, poi va giù. C'è l'8º fallo e il time chiamato da Sergio Festa. 8º fallo Sarzana, quindi parità anche da questo punto di vista tra le due formazioni. Mentre rivediamo il gol del 3-2 da rapinatore d'aria, Francesco Crocco trova la deviazione da sotto misura. Trova un bel tap-in Frank. E 32 qui al Paralido ancora da giocare, con 8-8 la situazione falli. Per questo è il 9º gol di Francesco Crocco in stagione. Si torna in pista per questi ultimi 3 minuti e 32 secondi che mancano alla fine dell'incontro. Palla che nelle stecche del Valdagno, Nico Crocco con Luca Sonorio. C'è l'errore di Onorio, la può caricare,
rispostona di Rodrigo Vieira. Lucas Onorio che riparte, lo ferma Mounet che rinviene da dietro. Xavi Rubio, ancora Mounet. Rubio in velocità, prova a metterla lì, la lascia scorrere, poi la riconquista Crocco. Sarà palla a 2. Si continua a giocare. Lucas Onorio adesso supera la metà campo, raddoppio sistematico su di lui. Attenzione Tabarelli. Poi Xavi Rubio, ancora Onorio, anzi Tabarelli che va su Onorio. L'idea di Tabarelli, il Cino Manrique, prova l'uscita, Francesco Crocco per Lucas Onorio. Diogo Seixas in velocità, in slalom, poi scivola, la riconquista Sarzana. Con Rubio che riesce a scaricare su Tabarelli il blocco di Mounet. Tabarelli, spazio dall'illusione del gol, la conclusione di Tabarelli, riparte Valdagno, chiama calma, però la formazione valdagnese deve gestire, deve fare i conti anche con il cronometro. Qui la sponda non aiuta Onorio, alla meglio Mounet, riparte velocissimo lo spagnolo con Seixas che riesce a sporcargli pallina, e allora è Nicolò Crocco con raddoppiato il numero 6. Seixas per Onorio, gira su Francesco Crocco, spinto ma niente per gli arbitri, con Manrique fuori da Mounet, spazio per la conclusione, la carica e la finta, scarica su Tabarelli, ancora Mounet, mentre si sta preparando anche Festa a giocare l'arma del quinto uomo, con Corona pronta ad uscire, mentre è Crocco che riesce a recuperare palla, la lascia ad Onorio, stavolta la sponda lo aiuta Francesco Crocco, preferisce allontanare pallina, mentre entra ora il quinto uomo, prova il tutto per tutto quando mancano 40 secondi. Rubio, De Rinaldis, Manrique, Tabarelli, Mounet. Valdagno deve difendersi con Seixas che prova a recuperare palla, riesce, Seixas commette il nono fallo e qui si stava involando solo davanti alla porta che era sguarnita, perché è uscito Simone Corona. Punizione, occhio perché Valdagno c'ha il nono fallo, c'ha il coltello è dalla parte del manico, è dalla parte di Sarzana, con Rubio per De Rinaldis, si chiude la difesa di Valdagno, ancora Tabarelli, Rubio il blocco, prova ad uscire Onorio, poi Tabarelli passa dentro, riesce a chiudersi Valdagno, il dribbling di Onorio, 10 secondi, non bisogna perdere palla ora, è Onorio che allontana, mancano 5, manca 4, 3, l'ultimo tiro di Rubio, no, è Tabarelli, dentro deviazione, Bagarri nell'area, finisce 3-2. Mamma mia ragazzi, all'ultimo secondo Sarzana sfiora la rete beffa del 3-3, la formazione di casa ce la fa a spuntarla su una veramente coriacea formazione ligure. Valdagno vince 3-2, ricapitoliamo le reti, la sblocca Lucas Onorio all'inizio, poi il pareggio di Tabarelli a 2 secondi dalla fine, in superiorità numerica 13-36 De Rinaldis, poi dopo un minuto il pareggio di Diogo Seixas, a 4:45 dalla fine Francesco Crocco ruba in area il gol del 3-2, Tapin ravvicinato. Qui stasera, specie l'ultimo minuto, grazie a Leo perché Coronari veramente in tilt, gran partita al Pallalido, grazie a Roberto Bauce per le riprese, grazie a Marco Zen per la regia.
Grazie a Leo Zordan per il supporto. Il buon sabato sera dal Palalido di Valdagno, buonanotte da Domenico Tomba. Vi ribadiamo il risultato: Valdagno batte Sarzana 3-2, ultima di regular season qui dal Palalido. Le prossime saranno playoff. Ciao a tutti, buonanotte.